La celiachia è una malattia autoimmune che in Italia colpisce una persona su 100 e che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita dei casi diagnosticati. La storia della piccola Rosetta è un fumetto che racconta le difficoltà di una bimba intollerante al glutine che nessuno capisce e che non può mangiare nulla. Il fumetto è il mezzo più semplice e diretto per raggiungere i più piccoli, per spiegare loro che cos'è la celiachia. Il progetto vede come capofila l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L'obiettivo è quello di parlare ai bambini della celiachia attraverso un albo illustrato, peraltro è una pubblicazione molto bella di cui siamo orgogliosi e l'idea è di parlare non tanto ai bambini celiaci, perché i bambini celiaci purtroppo conoscono molto bene la loro malattia e conoscono le limitazioni che questa malattia comporta, ma di parlare agli altri bambini, perché purtroppo queste malattie a volte sono causa di esclusione di questi bambini che si sentono diversi dagli altri e quindi siccome la paura nasce dall'ignoranza, no? E la diversità appunto viene a volte percepita con timore, far conoscere ai bambini, far capire cosa significa avere un compagno celiaco, un bambino celiaco nella propria classe, nel proprio giro di amicizie, aiuta a fare inclusione e a rendere migliore la vita di questi bambini. Un progetto che coinvolge anche l'USL 2 della Marca con il supporto della regione. L'albo illustrato Rosetta è una torta per tutti affronta con delicatezza e sensibilità la realtà dei bambini celiaci e il rischio di isolamento quando le loro esigenze alimentari non vengono comprese dai non celiaci. Esce fuori questa figura dello zio che invece è un cuoco pasticcere che viaggia il mondo in lungo e in largo e quando torna trova appunto Rosetta, che è la bambina in questione, che è un po' triste. Si domanda perché e quando viene a scoprire appunto che ha questa problematica riescono insieme a trovare una soluzione e quindi a trasformare questo paese dove c'è cibo per tutti in un paese in cui c'è cibo veramente per tutti, quindi anche per chi soffre intolleranza. Una copia dell'albo illustrato sarà consegnata a tutte le scuole primarie del Veneto.